voglio che tutti gli artisti napoletani fanno una donazione di 1.000 euro. Siccome siamo tanti e tanti e tanti gli artisti in tutta Italia, chiedo a tutti i cantanti che cantano e che operano nel settore musicale napoletano e non solo, perché se mi state seguendo qualcuno che vuole fare una donazione, che ben venga, noi siamo felici. Chiedo a tutti i cantanti napoletani di mettere 1.000 euro e donare 1.000 euro alla protezione civile, all'ospedale, diciamo, a chi in questo momento si sta occupando di dare soldi agli ospedali, partendo dall'ospedale di Napoli, a quello di Palermo, a quello di Bari, di Taranto, di tutta Italia, di Milano, soprattutto gli ospedali di Milano del Nord che in questo momento sono rovinati. Quindi io voglio fare una raccolta fondi, ma non me li dovete mandare a me i soldi, li dovete mandare a loro. Noi dopo questa diretta metteremo un IBAN, che è l'IBAN che lo potete trovare dappertutto, voglio dire, lo sta pubblicizzando Digicom, lo sta pubblicizzando Mediaset, lo stanno pubblicizzando tutti, e fare una donazione da 1.000 euro, fare un bonifico da 1.000 euro, però poi pubblicare il post sulla vostra pagina con col bonifico fatto. Nessuna storia, nessuna cosa, la foto deve essere pubblicata. Voglio vedere su tutti i profili dei miei colleghi, artisti, cantanti napoletani, una fotografia con un bonifico da 1.000 euro fatto alle onlus che stanno occupando di questa cosa, diciamo, del coronavirus. Siccome anche io sono uno che ha fatto nella mia vita tanta pubblicità, tanta promozione, ho pagato radio, televisione, ho speso veramente un sacco di soldi per fare la pubblicità, manifesti per strada, gadget, CD, ho fatto di tutto e di più. Penso che per noi cantanti dare 1.000 euro in beneficenza in questo momento è zero, ok? E penso che sia il minimo che possiamo fare tutti noi cantanti napoletani, va bene? Ne hanno bisogno tutti gli ospedali, ragazzi, non solo quelli di Napoli, ne hanno bisogno tutti gli ospedali. Il Cotugno, che ovviamente si trova a Napoli, ma ne hanno bisogno tutti gli ospedali che stanno occupando di questa cosa qua. Oggi ho sentito che Berlusconi ha dato 10 milioni di euro in beneficenza, quindi questa è la cosa che fa forte quell'uomo. Ma io non parlo di politica, non mi schiero, non sono adatto a fare queste cose, non capisco niente di politica. Quindi inizio a fare dei nomi, va bene? Voglio fare questa cosa, ragazzi, che è importantissima, perché se siamo 5.000 cantanti e doniamo 1.000 euro ogni cantante, 10 cantanti sono 10.000 euro, 100 cantanti sono 100.000 euro, 1.000 cantanti è 1 milione di euro, 5.000 cantanti sono 5 milioni di euro, ragazzi. Pensate 1.000 euro a cantante, guardate quanti soldi sono. Ok? Quindi faccio un po' di nomi. Chiamo, registrate, vi raccomando, perché dopo lo pubblichiamo, lo dobbiamo taggare tutti. Chiamo in causa i miei colleghi cantanti a fare una beneficenza da 1.000 euro e pubblicare sul loro profilo la fotografia del bonifico a una onlus che si sta occupando degli ospedali, partendo così. 2 come noi, è un duo. Rino Abate, Adriano, Enzo Angorini, Rosario Albano, Alessio, Nello Amato, Rosaria Amato, Simone Amato, Andy, Angelica, Angelo Angelino, Annalisa, Anonimo, Anthony, Antoine, Tony Arca, Enrico Armani, Savio Artesi, Giusy Attanasio, Salvatore Avallone, Tony Barletta, Enzo Barone, Enzo Belli, Valentina Belli, Daniele Bianco, Emanuela Biondi, Maria Boccia, Ciro Brotugno, Antonio Buonomo, Alessia Cacace, Domenico Caiazzo, Luciano Caldore, Tony Calisi, Franco Calone, Lino Calone e Marco Calone, Emiliana Cantone, Gianluca Capozzi, Salvatore Capozzi, anche se non cantano più, Enzo Caradogna, Lisa Castaldi, Francesco Catino, Emilio Cava, Mary Cerbone,
Luigi Cicchetti, Toni Colombo, Gino Coppola, Nancy Coppola, Silvia Corato, Toni Cosentino, Fabio Cozzolino, Enzo Criscuolo, Gino Da Vinci, Gigi D'Alessio, Paolo D'Alessio, Nino D'Ambrosio, Ida D'Amore, Nando D'Andrea, Nino Danisi, Nino D'Angelo, Roberto D'Angelo, Rosi D'Angio, Jenny Daniel, Giulio Danna, Checco Dani, Mimmo Dani, Nino Dauria, Ciro De Angelis, Raffaele De Bellis, Gigi De Falco, Nando De Marco, Savio De Martino, Mimmo De Rosa, Raffaella De Simone, Luca De Vivo, Rosina De Vivo, Stefania Dei, Rita Del Sorbo, Jenny Delia, Nello Delia, Toni Dell'Anno, Rosario Denni, Nico Desideri, Toni Di Guida, Enni Di Maio, Oscar Di Maio, Enzo Di Palma, Carmine Di Tommaso, Ciro Di Vaio, Sergio Donati, Lello Donofrio, Elmo, Emanuele, Fabiana, Totò Fabiani, Fabiano, Marco Fabiano, Fabio, Fabrizio, Marco Fasano, Rossella Feltri, Rico Femiano, Fabrizio Ferri, Nunzia Ferri, Leo Ferrucci, Salvatore Filangieri, Gigi Finizio, Angela Fiore, Gianni Fiorellino, Nino Forte, Fortuna, Pino Francese, Lisa Fusco, Antonio Gabella, Giuseppe Gaeta, Giovanni Galletta e Natale Galletta, Gianluca, Gianluigi, Alessandro Giannini, Gigi, Pino Giordano, Giosuè, Rocco Gitano, Brunella Gori, Ivan Granatino, Jenny Granato, Enzo Elardi, Isidora, Luigi Ivone, Joseph, Iole e Giulio, Raffaello Junior, Vincenzo Junior, Antonio La Pietra, Franco Laudati, Stefania Lai, Consiglia Loren, Michael, Francesco Machizzano, Manolo, Manuel e Toni Marciano, Marco Marfè, Maria Cristina, Gianni Mariani, Marianna ed Henry Mariano, Nando Mariano, Marilena, Francesca Marini, Leopoldo Mastelloni, Maurizio, Pino Mauro, Salvatore Meola, Savina Merletto, Anna Merolla, Giuseppe Michelino, Alfredo Minucci, Rosario Miraggio, Tony Miranda, Miriam, Mirko, Pino Moccia, Franco Moreno, Mimmo Moreno, i Mister Hyde, Gianni Nani, Andrea Napoleone e Alfredo Napoleone, Mauro Nardi, Natalino Nardi, Luca Nasti, Nina, Cinzia Oscar e Antonio Taiano, Piero Palumbo, Pino Parisi, Tommy Parisi, Mirko Pastore, Gianni Pernice, Lello Pica, Marco Pinto, Cristian Piro, Gabriele Piscopo, Marco Ponti, Alessio Ponzo, Raffaello e Raffaella, Alessandro Rea, Amedeo Remi e Gianni Remi, Ida Rendano, Enzo Riccardi, Franco Ricciardi, Tommy Riccio, Ciro Rigione, Roberto, Fortuna Robustelli, Teresa Rocco, Gigi Romano, Danny Rose, Enzo Rufino, Anna Russano, Laura Sabrini, Gianni Sacco, Federico Salvatore, Fabrizio Salvo, Sandro, Andrea Sannino, Gigi Sarnelli, Mario Sarti, Filippo Schifani, Alberto Selli, Luca Sepe, Tommy Siale, Rita Siani, Vito Sirio, Lino Soriano, Fabiana Stefanelli, Valentina Stella, Teresa Stile, Toni Taurisano, Terry, Lino Tozzi, Tresi, Alessandro Turco, Giuseppe Turco, Antonio Ucciero, Rosi Viola, Carmelo Zappulla, Iano Zappulla e Alfonso Zuccherino. E ce ne sono ancora tantissimi, non c'è nemmeno un siciliano qua in mezzo. Ovviamente l'appello va a tutti i miei amici, Nico Pandetta, Andrea Zeta, Daniele De Martino, Gianni Celeste, Roberta Bella, tutti siciliani. Ragazzi, se diamo 1.000 euro l'uno, l'avete capito quanti soldi abbiamo dato in beneficenza?